E buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, rieccoci insieme con questo replay speciale, il bis del lunedì. Oggi è martedì 21 gennaio 2020, si è giocato ieri sera il derby tra il Cosenza e il Crotone. Sapete tutti che il Crotone ha vinto per 1-0 con un gol realizzato da Messias al 12° del primo tempo, e poi c'è stato il gol del Cosenza al 27° delle riprese realizzato da Sciaudone, che guarda caso l'arbitro di turno in giornata nera nerissima, direi io, perché sui giornali nazionali, lo ribadisco perché poi vedremo anche i titoli o i titoloni che hanno fatto i giornali nazionali, e mi riferisco in particolar modo alla Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e a Tutto Sport, hanno dato 4 a questo signor Abattista di Molfetta. Guarda caso che era lo stesso arbitro che lo scorso anno aveva diretto il derby vinto dal Cosenza per 1-0 con un gol di testa di Embalo, e aveva annullato successivamente, su segnalazione dell'assistenza o del guardalini, come dir si voglia, un gol a Simi del Crotone. Forse sarà stato condizionato di questo, non lo so. Comunque di questo e di altro, ma principalmente vi ribadisco che la trasmissione di oggi sarà naturalmente attenzionata sul derby tra Cosenza e Crotone. Parleremo con l'ex allenatore proprio del Cosenza Calcio, il primo allenatore dell'era di Guarascio, Gianluca Gagliardi. Grazie Gianluca per aver accettato buonasera a tutti. L'invito. Parleremo poco di calcio, giusto fino al 27° delle riprese, perché poi non si è giocato più. A Battista non ha fatto giocare più, ha fermato sempre le azioni del Cosenza, falli che sono stati così come le famose touche del Reggae Boy, fa le laterali invertiti, Marrone che andava giù per terra, così come qualche altro giocatore. Chi più ne ha più ne mette. A me non è piaciuto questo tipo di partita, onestamente. Dopo nel secondo tempo, devo dire la verità, il primo è stato discretamente apprezzabile, perché il Crotone ha sciorinato un buon calcio, Benali su tutti, poi abbiamo visto una mossa tattica molto bella, quella di Braglia, che ha cercato di fermare Barberis appiccicandogli addosso Maciac. Secondo tempo a me non è piaciuto, questi tipi di gare onestamente non sono piaciute a me, e penso io neanche agli altri colleghi, al pubblico del San Vito presente. Il Cosenza ha spinto, aveva meritato il pareggio che gli è stato negato, lo ribadisco con la matita blu, negato dal signor Abattista di Molfetta e dal suo assistente. Grazie a Giuseppe Milicchio, che ieri sera ha preso freddo con me. Giuseppe, in una serata umida, brutta, fredda, nervosa, chi più ne ha più ne mette, vicino a me, ha raccontato per Ionica Radio quello che ho anticipato io un poco per sommi capi. Assolutamente sì, buon pomeriggio a tutti. Abbiamo raccontato quello che è stato un pomeriggio, una serata difficile da raccontare, perché al di là del discorso della cronaca, poi bisogna fare degli approfondimenti. Lo abbiamo fatto in presa diretta. Ti ho visto quando davi quel 4 in pagella ad Abattista, e lì ho capito che indubbiamente quello che io raccontavo in presa diretta trovava una sponda su quello che facevi tu nel tuo lavoro per pubblicare poi questa mattina sul Corriere dello Sport. È stato un brutto derby. Un brutto derby. Sentiamo invece Attilio Malena, poi ci dirà qualcosa anche sul calciomercato, ma concentriamoci sul derby. Che derby hai visto intanto che comincia a fare la strada? Innanzitutto buon pomeriggio a tutti. È stato un derby difficile sotto tutti i punti di vista. Il Crotone ha sciolinato un bel calcio, come hai detto tu, ma la prestazione, come ha anche fotografato perfettamente in conferenza stampa Piero Braia, del Cosenza c'è stata. C'è stata la reazione, il Cosenza ha creato palle gol nitide, il Crotone ha cercato di difendersi e ha legittimato, secondo me, anche un predominio in poche circostanze. È un derby che ai punti, credo, il pareggio, indipendentemente dall'episodio che approfondiremo tra pochissimo, sarebbe stato il risultato più giusto, almeno dal mio punto di vista, indipendentemente dal gol, perché la reazione e la prestazione del Cosenza si è vista. Si è visto anche un Asensio che è entrato bene in partita, che, come ha detto Braia, ha lottato, può dare una grande mano da qui al futuro, un Maciac che ha messo ai ferri corti la difesa del Crotone, mentre per quanto riguarda il Crotone facevi notare giustamente tu il rientro di Benali, che ha fatto la differenza, grande qualità, utile in fase di non possesso, una buona prova di Marrone davanti un Simi ancora non eccezionale, e poi la sorpresa di questo campionato di Serie B, Messias, che nei primi 20-25 minuti era il pericolo numero 1 pubblico per la difesa del Cosenza, ma nel complesso il pareggio era il risultato senza dubbio più giusto per un episodio arbitrale nitido, e credo sia ovvio doverne parlare, ma c'è una premessa al nostro discorso che secondo me va fatta, è quella che in Serie B o a questi livelli la tecnologia ad oggi è necessaria. Non si può più
poter pensare di non introdurre la tecnologia a questi livelli. Attenzione, è una tecnologia che, così come è accaduto in Serie A, non cancella ogni errore, ma sicuramente li riduce. Con la tecnologia un episodio del genere sicuramente non ci sarebbe stato. In Serie B è una scusante. Sì, sono d'accordo con Giuseppe, perché adesso stanno facendo, per esempio, hanno iniziato con Cremonese Venezia, dice vabbè, facciamo entrare il VAR non in azione, offline. Allora che serve? Allora ti faccio la domanda. Va introdotto e basta. Faccio la domanda con i miei capelli bianchi. Messo che ieri sera ci fosse stato il VAR al San Vito Marulla offline, cosa sarebbe successo? Offline non credo abbia molto senso. Successo? Non credo abbia molto senso introdurre il VAR allora offline. non ha senso. Ma va introdotto il VAR come in Serie A, che non cancella ogni errore ma che limita gli errori. Limita, su questo sono d'accordissimo. Un errore così però se fino ai playoff e ai visto. playout è offline, torno a ripetere una cosa, è una scusante. Allora, a questo punto abbiamo dato una scusa agli arbitri che possono dirigere le partite in modo molto più soft, perché tanto in ogni caso hanno una scusa, non c'è l'occhio elettronico, non c'è il VAR, quindi ho sbagliato, punto e basta. Una volta mister Gagliardi mi può dare aiuto, poi lo sentiremo. Mi può dare aiuto, così come me lo puoi dare anche tu. A nostra memoria un gol del genere nessun arbitro mai avrebbe commesso questo tipo di errore, nessun guardalinee sarebbe rimasto lì impietrito. Allora che cosa succede in questo momento? Si vuole scimmiottare un po' quello che è l'atteggiamento degli arbitri in Serie A e dei propri collaboratori in Serie A, dove voi vedete che i guardalinee scattano sempre in ritardo, sembra che partino in ritardo sul fuorigioco perché c'è un nuovo regolamento da seguire e c'è un'interlocuzione tra l'arbitro e il guardalinee. Ma lì c'è il VAR. Non essendoci in Serie B, tutto sembra essere concesso, e allora in un mondo di lupi, quello che è diventato in questo momento senza regole certe, in Serie B bisogna essere lupi e bisogna zannare, non bisogna essere pecore. Allora che cosa succede? Sì, bene, l'Empoli è venuto a Cosenza, ha subito quel torto e immediatamente i canali dell'Empoli Calcio sono arrivati sulle testate nazionali e hanno fatto grande rumore, tant'è che è arrivato anche l'intervento della CNN e quant'altro. Bene, il Pordenone ha avuto dei problemi, il presidente è andato giù negli spogliatoi in sala stampa e ha urlato minacciando la sua stessa Lega e la federazione per quello che era successo. Noi ieri invece abbiamo fatto le pecore in questo mondo di lupi, non abbiamo affrontato il discorso, ci siamo limitati al giorno successivo. Bene ha fatto il presidente Guarascio a questo punto a fare il suo comunicato, però io dico che è una notizia che non è più una notizia, cioè praticamente non avrà più la cassa di risonanza, al di là di dire ritiro la squadra del campionato, faccio altre robe eclatanti, però il sistema calcio ha già metabolizzato quello che è stato l'errore di ieri e lo ha accostato all'errore dell'Empoli. 0-0, compensazione, tutti a casa e andiamo avanti. Questo è il problema in questo momento. Quindi VAR che diventa un problema e saper lottare in questo mondo del calcio a armi pari dove non ci sono delle regole. Ok. Mi fai sentire allora Gioco Gagliardi, perché mi scrivono molti amici, mi chiedono che poi c'è stato qualcosa nel fine partita, nel post gara. Giuseppe, non so, tu eri là, Mixed Zone, se hai sentito qualcosa, perché io onestamente poi sono andato via, era già mezzanotte e un quarto, mezzanotte e 20. Ho sentito dei rumors stamattina, poi se sai qualcosa qualcuno potrà naturalmente intervenire, perché ce lo chiedono. Vedremo un attimino anche i provvedimenti del giudice sportivo, quelli che saranno, se c'è stato effettivamente questo parapiglia poi nel sottopassaggio a fine gara. Gianluca Gagliardi, tu da dove vuoi iniziare? Dalla classifica che dalla piange? cosa che a me non piace, però giusto per dire la mia, perché ritengo che non si debba parlare di VAR nel caso specifico, ma c'è lo strumento adatto, perché il più importante, molto più del VAR, è il goal technology, se non sbaglio si chiama tecnicamente, quindi che avrebbe consentito in entrambi i casi la giusta decisione arbitrale. Detto questo, sì, è vero, si parla spesso in campo calcistico di torti che si subiscono, poi si hanno dei favori. Se ragioniamo in questa maniera, il Cosenza ha un punto in più, perché con l'Empoli significa che sarebbe stato un punto, ieri sarebbe stato un punto, totale 2 contro i 3, e dovremmo essere contenti. Ma a caldo è chiaro che non si può sostenere una cosa del genere, anche perché in presa diretta io poi ho l'abitudine, così come quando alleno, se sono invitato da Franco io rivedo la partita, perché mi vado a vedere questi episodi che poi determinano il risultato, e sinceramente mi lascia esterrefatto la posizione del guardalinee, perché
è in linea. È in linea, è in linea. Mi dà l'impressione che stia andando verso il centrocampo e si fermi. Pensare male, come diceva il grande Andreotti, purtroppo non sempre si sbaglia, però bisogna poi concentrarci e ritornare sull'argomento, perché questo non deve diventare un attenuante, più che un attenuante, una scusante per quello che poi è il risultato finale. Poi della partita, Franco, magari ne parleremo più avanti quando ritiene opportuno, però, ripeto, bisogna ritornare a quello che è la cosa più importante. La classifica non è gravissima, ma oggi dice che siamo terzultimi, non ci dobbiamo far trascinare da queste polemiche che a livello Italia conta il gol dell'Empoli, non il gol di ieri. Di tutti gli altri episodi non ci interessa niente a nessuno. E allora, visto che hai parlato di discorso Italia, Enzo Leonetti, regia, grazie. Poi abbiamo Massimo Fino che dirige la Camera, Francesco Camposani, Piera Arena, grazie a loro e anche a Luca Chito per la messa in onda. Mi fai vedere i titoli dei giornali sportivi di questa mattina, per cortesia, a livello nazionale? Se li abbiamo, grazie. Ecco qua. Questo è praticamente il titolo della Gazzetta dello Sport. Clamoroso a Cosenza, un altro gol fantasma, punto esclamativo, stavolta ride il Crotone. Questa è la Gazzetta dello Sport a livello nazionale. Andiamo a vedere il Corriere dello Sport, per cortesia, grazie. Gol fantasma, derby al Crotone. Subito Messias, poi Cosenza, l'arbitro non vede un gol di Sciaudone, un po' come con l'Empoli. Questi sono i titoli, gol fantasma, derby al Crotone. Cosa vuoi aggiungere, Gianluca? Ti ho soddisfatto? Ho soddisfatto la tua curiosità? No, ma è evidente, parlare di queste cose lasciano... Ieri Sport Italia da 00:15 a 00:30 Alfredo Pedullà ha parlato di questa situazione. C'è stata anche una telefonata di un tifoso del Cosenza ribadendo il discorso di Battista e il colpo di testa di Sciaudone. E Pedullà, il mio collega, ha in effetti risposto come ha anticipato poc'anzi Attilio Malena. Ha detto che il gol era nettamente in rete, 54 centimetri, sono stati misurati, signora, 54 centimetri. Franco, ma non è neanche... E parlava del VAR, dice la tecnologia in questo momento in Serie B non è una questione di uomini, là è uno strumento, basta inserire uno strumento, voglio dire, non è che è la cosa più importante, dagli anni 60 della famosa Inghilterra-Germania, quello è determinante, tutto il resto c'è il se, il ma come andrà a finire, ma sul gol, non gol è determinante, quindi basterebbe usare questo strumento, questi episodi così gravi. Benissimo, e allora, per soddisfare la curiosità un po' di tutti, di quelli che non hanno visto, magari ieri sera da zona non hanno visto le immagini della gara, Anna Franchino ha confezionato con noi veramente questo bel servizio, lo andiamo a vedere, e con il fermo immagine anche dei 54 centimetri a Cordaz battuto e Barberis che era lì, nulla ha potuto fare. Andiamo a vedere gli highlights di Cosenza Crotone, grazie. Il giorno dopo è consuetudine analizzare la partita sul piano tattico e agonistico, ma l'episodio che ha fortemente condizionato l'esito finale incombe come un macigno sul San Vito Marulla. I se, che notoriamente non modificano la storia, qui abbondano. Se al Cosenza fosse stato convalidato il regolarissimo gol, saremmo qui a parlare di un risultato più che giusto. Sì, perché per ciò che si è visto in campo, le due squadre meritavano un punto a testa. Non possiamo però non menzionare, lungi da noi l'idea del vittimismo, l'episodio per il quale la Cosenza sportiva per una settimana è stata additata ad esempio negativo. Il riferimento è al gol fantasma del centrocampista Ricci dell'Empoli. Intere paginate cartacee, web e filmati televisivi hanno sottolineato il fattaccio per il quale la squadra toscana è tornata a mani vuote dalla trasferta in Calabria. Gli episodi possono apparentemente sembrare uguali, ma così non è. Guardate prima l'uno e poi l'altro, con l'Empoli la palla impattando sulla traversa rimbalza oltre la linea, finendo poi fuori. Questo invece è ciò che è accaduto ieri sera. Osservate il colpo di testa di Sciaudone e guardate Cordaz, il portiere del Crotone, dove va a respingere la palla, che come si evince chiaramente da questo fotogramma è abbondantemente oltre la linea bianca, e l'assistente è in grado di vedere con chiarezza la posizione della sfera. Sia l'uno che l'altro caso
testimoniano come non si possa più prescindere dall'utilizzo di strumenti tecnologici che aiutino gli arbitri a non sbagliare, penalizzando di volta in volta gli sforzi, i sacrifici e mortificando la passione di migliaia di tifosi. Ma la squadra di Braia paga questa svista clamorosa la sfortuna nell'occasione del palo pieno colpito da Rivière un minuto prima di subire la rete del vantaggio del Crotone con Messias e l'imprecisione di Baez, che ha fallito l'occasione più clamorosa del primo tempo dei padroni di casa. Il Crotone dal canto suo incapace di mettere al sicuro il risultato, con Molina nel primo tempo e Simi nella ripresa, ringrazia e guarda con fiducia al campionato, avvicinando la seconda posizione occupata dal Pordenone, mentre al Cosenza serve una scossa ad iniziare dalla sfida di sabato alla Rechi. Lascia l'amaro in bocca per la prestazione, perché la squadra, a parte 15 minuti di sbandamento dopo aver subito il gol e rischiato di pigliare il secondo, poi ha creato, ha sbagliato occasioni, ha fatto un gol, per me è gol, perciò me ne frega un cacchio poi di quello che possano pensare gli altri. Quello è un gol buono, come era buono quello dell'Empoli, giustamente, dove gli è stato dato una grande risonanza, e mi auguro che ci sia anche nei nostri confronti, perché senza parlare tanto di arbitri, perché non mi interessa, noi quest'anno sembriamo che stiamo sulle palle un po' a tutti. Basta vedere al 90° con che facilità a Castellammare, con una persona a 1,5 metri, come fa a levare una mano. Cioè, non mi sembra che ultimamente, non mi voglio lamentare, perché poi dici se ti lamenti poi ti danno addosso. Qui tanto che ti lamenti o meno, addosso ti danno lo stesso, ti levano anche quello che fai di buono. Credo che noi la partita l'abbiamo complicata nel primo tempo. Doveva essere chiusa, non è stata chiusa, era normale, perché poi con tutti gli attaccanti a disposizione del Cosenza si potesse soffrire. Quindi diciamo che nel finale abbiamo sofferto. Posso dire che i derby si vincono anche così, però mi dispiace perché rimane il rammarico di non averla chiusa nel primo tempo. Ok, allora dice Stroppa, rimane il rammarico per non averla chiusa nel primo tempo, però io aggiungerei anche qualche altro passaggio che non abbiamo ascoltato negli highlights e nelle interviste, caro Giuseppe, quando dice abbiamo vinto una partita sporca, e ha sottolineato una partita sporca, e poi ha sottolineato il fatto che ha tolto Mazzotta, voleva intervenire anche qui mister Gianluca Gagliardi, perché Baez gli aveva dato un bel po' di fastidio, quindi ha tolto Mazzotta, ha fatto quella sostituzione. Sentiamo Gianluca Gagliardi. Ma in generale la partita, come ha detto giustamente l'amico in trasmissione, il pareggio rispecchiava quello che è stato, diciamo, l'andamento dei 90 e passa minuti. Sono incontrato due squadre dove alla risaputa superiorità tecnica del Crotone, diciamo, c'era anche un buon vantaggio di esperienza dei giocatori del Crotone contro quelli del Cosenza. In queste partite possono essere determinanti. Qualcuno non stava bene, chiaramente non è nelle condizioni migliori, tipo Canutè. Io non è che sottolineo l'errore di Canutè, che nei primi 10 minuti ha fatto 4 falli perché arrivava in ritardo, e quella è una questione di condizione. Scalava in ritardo anche sulle mezzale che ricevevano palla, e questo consentiva al Crotone poi di uscire più facilmente palla a terra. In alcuni casi siamo stati abbastanza, diciamo, il Cosenza ha fatto la prestazione in base agli uomini che aveva in campo. Quando hai un centrocampo muscolare, quando hai un centrocampo di quantità, è chiaro che vai nell'1 contro 1, accetti la sfida a centrocampo con giocatori di qualità magari più elevata, sperando di ripartire con la stessa capacità che hai nelle corde, con Baez da una parte, Masciascia, eccetera eccetera, e trovare quelli che erano i punti deboli del Crotone, che spesso e volentieri si allunga, lascia un po' di spazio nella ripartenza e consente all'avversario di punirlo. Ma ripeto, in Serie B al centrocampo un uomo che detta i tempi, un uomo che abbia il piede educato
è fondamentale se si vuole creare qualcosa poi nella profondità, se si vuole sfruttare il movimento dell'attaccante, se si vuole andare senza palla in profondità. Forse questo noi in questo momento siamo deficitari e lo paghiamo. Il primo tempo, diciamo, non eravamo attenti sulla nostra destra, dove Mazzotta è stato l'uomo più pericoloso. Dicevo questo quando a microfoni spenti, perché andando a vedere le occasioni del Crotone, la non occasione grazie a Barberis, che ha preferito il taglio di Simi invece di dare la palla a Mazzotta, che era solo davanti al portiere, e ci ha graziato in quel caso. Noi abbiamo avuto quell'occasione grazie all'istinto dell'attaccante del francese, e lì è l'esempio dei limiti difensivi anche a livello di singolo del Crotone, belli da vedere ma spesso e volentieri statuari, da Marrone, che ricordiamo che è un vecchio centrocampista adattato al difensore centrale, lo fa bene in fase di possesso, meno bene in fase di non possesso perché è molto lento. C'era il doppio giallo secondo te per Marrone? C'era il doppio giallo, è clamoroso, perché da regolamento secondo me l'arbitro lì l'ha voluto graziare. Benissimo. Ma anche in quel caso, vedi, conta l'esperienza. Io non so se tu hai visto, quando Golemic rimane in aria a terra... È una signora squadra il Crotone, abbiamo visto come si gestisce in campo, eccetera. Però ieri non era... Non farmi aggiungere nulla, io ho scritto quello che dovevo sul Corriere dello Sport. Eugenio Guarascio, presidente del Cosenza, adesso basta, la misura è il colma. Queste le dichiarazioni del presidente all'indomani della sconfitta nel derby col Crotone. Quanto è avvenuto allo stadio Marulla è l'ennesimo episodio di un campionato che ormai non ha più nulla di legale. Queste le parole del presidente Guarascio, non ha più nulla di legale. Il vaso è colmo e sto seriamente pensando a gesti clamorosi ed eclatanti, visto che il calcio giocato non si può più nemmeno parlare e non ha alcun senso. Qui siamo alla farsa se non ci trovassimo di fronte ad una tragedia. Il complesso dell'arbitraggio di lunedì sera, al di là ed oltre il gol non visto, che rimanda ad un altro enorme problema non risolto sul non uso delle tecnologie più elementari nel secondo torneo italiano, lascia di stucco e genera interrogativi pesanti anche sulla scelta del designatore. E in effetti è stato lo stesso arbitro dell'anno scorso, si erano lamentati quelli di Crotone, visti i precedenti recenti dell'arbitro in questione proprio per Crotone Cosenza. Ma ripeto, quello di ieri sera non è che l'ennesimo episodio di un campionato di errori marchiani che stanno penalizzando il Cosenza dall'inizio della stagione. Non ho mai parlato di arbitri, dice Guarascio, in tutti questi anni da presidente del Cosenza. Non mi sono mai lamentato credendo nella buona fede, ma ora è giunto il momento di rimettere le cose a posto. O avrò risposte dai vertici federali in tempi brevi e certi, o adotterò misure che non hanno precedenti nella storia del calcio italiano. Il Cosenza e Cosenza meritano rispetto. Andiamo in pubblicità, riprendiamo dopo con la redazione del Corriere dello Sport proprio su queste parole del presidente Guarascio, forti, anzi parole fortissime. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, seconda parte di Replay, questo speciale di martedì 21 gennaio 2020, e vediamo se riusciamo a metterci in contatto con la redazione del Corriere dello Sport, con il collega Tullio Calzone, per vedere un attimino come ha inquadrato questa gara di ieri e questo gol fantasma. Giuseppe, volevo concludere prego, nel sottolineare quello che invece è piaciuto di più. A me mi sono piaciuti gli ultimi 20 minuti del Cosenza, perché non si è fatta prendere dalla frenesia e ha continuato a giocare, a girare palla, pur avendo un atteggiamento molto offensivo. Però questo ha portato il Cosenza ad attaccare alto, i reparti che andavano ad accorciare nei tempi giusti, costringendo il Crotone a una difensiva ad oltranza che solo sia l'episodio e in altre circostanze non è stato premiato.
C'è mancata la giocata finale, anche perché Rivière poi piano piano si è spento, il ragazzo subentrato ancora non ha una condizione accettabile, ma sugli esterni, in particolare Masciaci, ha fatto veramente bene. Giuseppe, allora abbiamo letto il comunicato che ha mandato la società e dovremmo avere al telefono Tullio Calzone, caporedattore della Serie B del Corriere dello Sport, mi dicono dalla regia. Pronto Tullio? Eccoci, buongiorno. Grazie Tullio, buongiorno. Stiamo parlando di questa situazione paradossale, guarda caso a Cosenza, sempre sotto la stessa curva, quella curva Catena, curva nord, sempre nella stessa porta dove c'era stato il gol dell'Empoli non visto da Pezzuto di Lecce. Ieri sera 54 centimetri, stranamente il guardalinea, abbiamo fatto vedere gli highlights, era in linea, né lui né il signor Battista di Molfetta, che ha avuto 4 da tutti i giornali sportivi nazionali, in pagella, quindi per quanto mi riguarda non dovrebbe più arbitrare dopo il disastro di ieri sera. E diciamo così che insomma, il Cosenza si ritrova penalizzato oltre misura. Come ha inquadrato la situazione, caro Tullio? No, il fatto che ci sia un'urgenza di VAR racconta anche di questa mediocrità della classe arbitrale della Serie B, che non è mai stata così evidente e così nefasta. Vorrei aggiungere che all'analogia, alla coincidenza, diciamo, dell'episodio che si è verificato nelle due partite che hanno visto protagonista, diciamo, nel bene e nel male il Cosenza, io credo che non siano paragonabili, perché perdere un derby dopo aver giocato e meritato quantomeno di pareggiarlo, secondo me non è paragonabile alla vittoria sull'Empoli, perché un derby ha un valore che non è soltanto sportivo, ha un valore sociale, un valore, diciamo, di rivalità, quindi voglio dire, non è paragonabile. La delusione alla gioia dell'altra volta non sono due cose che è vero, diciamo, commisurabili. E poi credo che, essendo Braia uno dei tecnici di Serie B tra i più onesti che ci siano in circolazione, ma non solo in Serie B, credo che lui sia particolarmente amareggiato per questa situazione, perché lui avrebbe certamente preferito non avere quel gol a favore, diciamo, fantasma a favore con l'Empoli, e fare invece, diciamo, avere riconosciuto quanto meritato con Crotone, e lo ha ribadito, dicevo ieri sera in sala stampa, sì. Ecco, appunto, io non l'avevo ascoltato, però credo che certamente non è paragonabile, le due esperienze sono paragonabili. Peraltro si è visto un Cosenza diciamo, in grado di vincere dalla partita. Ricordiamo che il Crotone è una squadra forte, tra le squadre più forti del campionato, per cui voglio dire, non è che era l'impresa di aver vinto a Cosenza non toglie nulla, diciamo così, al valore della prestazione dei sidani, che avrebbero meritato anche il pareggio, secondo me. Quando ho visto il secondo tempo sarebbe stato stretto. Senti Tullio, la dichiarazione del Presidente dove dice che non c'è nulla di legale, sicuramente sarà roboante questa dichiarazione del Presidente Guaraccio, che è uscita stamattina dall'ufficio stampa, appunto, della società di Viale Magna Grecia. Ma guarda, noi dobbiamo, quando succedono queste cose bisogna parlare con la testa, non con la pancia, perché poi si finisce per trovare delle giustificazioni anche ad altre negligenze. Io penso che il Cosenza abbia bisogno anche di rinforzi, abbia bisogno anche di rinforzare una squadra, sì. Evidentemente. Questo è poi, senza dubbio. Poi è chiaro, è giusto, l'amarezza per un derby a volte porta a esprimersi in maniera anche forte, no? Lo fa, secondo me, a livello per ottenere anche un po' più di attenzione a livello, diciamo, di Lega, perché è chiaro, a livello non solo di Lega, perché poi la Lega c'entra relativamente, ma anche a livello arbitrale, perché poi le designazioni vengono fatte autonomamente dalla CAN B, e quindi, voglio dire, è chiaro. Ma io non credo alla regola della compensazione, perché sarebbe sbagliato applicarla, perché, ripeto, le partite non hanno tutte lo stesso valore di classifica, quindi hanno un valore intrinseco, un valore morale, un valore anche sociale, nel caso di un derby così sentito come quello col Crotone, che non a caso non aveva mai vinto in Serie B a Cosenza. Quindi
in 7 precedenti aveva fatto un punto, è vero. Era una partita molto sentita, no? Era una partita che aveva un valore aggiunto, un valore specifico importante. Il Presidente fa bene a protestare. Il VAR purtroppo è ancora in una fase di sperimentazione, abbiamo spiegato pure un'altra volta, mi pare che mi avete chiamato, c'è questa fase offline che purtroppo è propedeutica all'introduzione del VAR, e lì avrebbe fatto... Si fa apprendistato, insomma. La goal technology sarebbe stata più efficace, però purtroppo questo è lo stato di fatto. Dal prossimo anno queste cose qua non dovrebbero più verificarsi, ma ciò non toglie che la classe arbitrale ha bisogno di fare un training forte, e soprattutto poi bisogna anche cercare di, e qui fa bene il Presidente a levare l'attenzione sulle singole circostanze. Se un arbitro sbaglia in maniera così clamorosa deve pagare, deve essere fermato, non deve poter arbitrare per un periodo, perché vuol dire che anche pure l'allenamento non è in condizione. Benissimo. Queste cose capitano a arbitri apicali, in B possono capitare pure a signora Battista. Allora, sentiamo una domanda per te da parte del collega Attilio Manena, direttore di Calcio e Mercato Report. Vai Attilio. Sì, velocemente per Tullio. Prima invocava l'incisività e l'importanza che potrebbe avere il VAR in cadetteria, ma che messaggio si può trarre, a tuo avviso, dopo la partita del derby tra Cosenza e Crotone? Messaggio, scusa, messaggio tu dici tecnico o messaggio sulla singola partita o sull'arbitraggio? Non ho capito. Un messaggio a 360 gradi, che cosa trai da questa partita? Qual è il sentimento che si può respirare? Che il Crotone è una squadra che può sicuramente ambire alla Serie A, e che il Cosenza è una squadra che secondo me può ambire a salvarsi. Peccato perché avessero migliorato un poco diciamo, la situazione dello scorso anno, sostituendo giocatori importanti come Tutino, come Palmiero adeguatamente. Su quella base si poteva costruire. Io ricordo semplicemente che il Cosenza ha fallito i playoff soltanto per via di quella clamorosa partita persa a tavolino col Verona, per cui per un punto il Verona è andato grazie a quella partita in Serie A, quindi bisognava secondo me insistere, migliorare la squadra, perché poi alla fine c'è bisogno sicuramente di oculatezza nella gestione, ma c'è bisogno anche di investimenti tecnici, perché sennò i risultati... E siamo d'accordo, infatti adesso cominceremo a parlare, entriamo subito in argomento proprio sugli investimenti tecnici, perché qualcuno scrive dicendo sì, il Presidente ha fatto bene, però insomma la squadra, come ribadivi tu poc'anzi, naturalmente necessita di essere rinforzata. Grazie Tullio, grazie per la tua partecipazione qui a Replay, buon lavoro, a presto, grazie. Grazie a voi, a presto, ciao Franco. Ciao Tullio. Allora Giuseppe, poi parleremo di quello che è successo nel post partita, che ci scrivono in tanti, insomma, ma noi... È poco importante. La nostra trasmissione diciamo, riguarda più i discorsi tecnico-tattici, ma in questo caso anche un gol non concesso validissimo al Cosenza. Allora, su quello che ha detto, mi pare, praticamente... no, vabbè, sposo tutto quello che dice il direttore, perché chiaramente guarda la cosa dall'esterno, Tullio Calzoni lo fa con una certa tranquillità, non ha il pathos che abbiamo avuto noi nel descrivere la partita e commentarla adesso, perché poi alla fine il VAR arriverà l'anno prossimo, ma a me del VAR me ne frega praticamente nulla se l'anno prossimo gioco in Serie C. Il VAR può essere importante se mantengo la categoria. Allora non ciulliamo nel manico, non giriamo fuori, non depistiamo, perché poi sarebbe veramente deleterio andare a fare dietrologia quando la cosa andrà a peggiorare. Guardiamo la realtà. La realtà ci dice che noi saremmo dovuti andare sul calciomercato per fare delle operazioni importanti, mirate, perché il Cosenza sa esattamente dove dover intervenire nel suo organico, perché l'allenatore sa quello che deve fare, lo sa il direttore sportivo e lo sa la proprietà dal punto di vista economico-finanziario. Detto questo, invece il calciomercato non è decollato. Non è decollato perché? Perché non trovi calciatori? Perché non vuoi investire? Perché hai un direttore sportivo che non riesce? No, assolutamente no. Ma perché probabilmente non ti sei preparato per tempo in quello che dovevi andare a fare. E mi spiego ancora meglio.
sapendo che ti manca un difensore centrale, ed è acclarato che ti manca un difensore centrale, sapendo che hai deciso che devi prendere un laterale di destra perché non conta più il tecnico probabilmente su quelle che sono le prestazioni di un paio di calciatori, e quindi sei andato a cercare il laterale di destra, sapendo che devi migliorarti in mezzo al campo perché hai delle deficienze. Hai scoperto Bro, ma lo hai scoperto perché per stessa ammissione del tecnico ha detto non lo avevo mai considerato, l'ho fatto giocare e adesso va bene. Insomma, la sommatoria di queste cose, qui sta il problema. Il Cosenza doveva fare il calciomercato e non lo ha fatto. Non lo ha fatto perché non siamo riusciti ancora una volta a spiegarci, ma Petrone chi è? Che cosa è venuto a fare a Cosenza? Perché è venuto in una società dove non aveva un ruolo? Lui dice che avrebbe fatto l'amministratore delegato, è stato nominato direttore generale, poi doveva fare il calciomercato. Queste sono le cose che stanno disorientando probabilmente il pubblico, la squadra e anche noi, che nei giudizi veniamo spostati da un momento all'altro dalle dichiarazioni. Adesso andiamo dietro al gol. Ma di che stiamo parlando, ragazzi? Il gol purtroppo è un fatto che l'abbiamo visto tutti. Il gol era gol. Punto. Però togliamo il gol, mettiamo un punto in più alla classifica del Cosenza, perché ieri abbiamo pareggiato con il Crotone. Cosa cambia? Ditemi voi che cosa cambia nella situazione in questo momento del Cosenza. Un po' di autostima perché hai pareggiato. Un po' di autostima è una squadra che comunque va rafforzata. E allora è una squadra che comunque va rafforzata. Andiamo al punto. Questa è una squadra che va rafforzata. Riusciremo a rafforzarla al di là delle chiacchiere. Poi se diciamo, caro Presidente, il tuo comunicato è non giusto, eccezionalmente giusto. Giustissimo. Però che minaccia vogliamo fare? Ma nel calcio noi siamo il Cosenza, siamo terzultimi nel campionato di Serie B, siamo andati in Serie B, la dobbiamo mantenere, ma che minaccia facciamo? Ritiriamo la squadra del campionato? Mandiamo la primavera. Mandiamo la primavera? A Salerno? Si dimette il Presidente? Cioè, voglio dire, a quel punto bene la cassa di risonanza, però diamo delle altre soluzioni, cerchiamo un attimo di fare il punto della situazione e diamoci delle regole, tutti quanti, perché poi a quel punto entriamo anche in ballo con quello che è successo ieri nel dopo partita. Sì, e poi ne parleremo. Voglio sentire prima Attilio Malena, poi Gianluca Gagliardi su quello che hai detto, su quello che ha detto anche dal Corriere dello Sport del collega Tullio Calzone, e poi entreremo su quello che è successo nel post gara. Allora, vai sì, Attilio. La soluzione quale può essere? Sicuramente quanto Attilio, paventato e qui mi scrivono in tanti, la classifica piange, è inutile stare lì a giocare. L'aveva detto lui, dal punto di vista, voglio dire, del morale, un punto nel derby sarebbe stato così importante, ma sarebbe cambiato poco. Ne hai 20, saresti arrivato a 21. Sì, cambia poco, è pochissimo. Senza dubbio. Il morale sicuramente, sì, morale sicuramente. Che cosa può fare la società per reagire a tutto questo? Che cosa deve fare, non può fare, cosa deve fare? Cosa deve fare? Sostanzialmente rinforzare una squadra che in questo momento purtroppo in classifica non è dove ci si aspettava. È chiaro che... La notizia me la dai e me la confermi per cortesia? Gaetano del Napoli alla Cremonese? Sì, sì, ufficiale. Roba di un'ora fa? Sì. Quindi Gaetano alla Cremonese. Che il Benevento poi si è concentrato su Barba, viste le difficoltà per Tosca, da Cruz lascerà l'Ascoli, c'è la Cremonese o il Lugano. In questo momento è complicato anche dover far mercato, non è semplice. E allora torniamocene a casa, torniamocene in Serie C e andiamo avanti con quelli che abbiamo. Io credo sia anche giusto andare sì a rinforzare la squadra, ma oggi andare a rinforzare la squadra non è semplice. La prestazione di ieri cosa ha anche detto? E ha anche detto particolarmente che questa squadra può anche lottare ad armi pari, gli investimenti ci devono essere. Sostanzialmente, cosa manca alla squadra? La società lo sa bene, diceva bene prima. Ti mancano 3 elementi, però è chiaro, uno per reparto, tolto l'attacco che è arrivata senza. Ma stiamo attendendo ancora novità per quanto riguarda sia Casasola e indubbiamente la ricerca di un centrocampista. Quindi sostanzialmente gli investimenti ci devono essere, si faranno, però anche con una certa urgenza. Dimmi un po', per cortesia, giusto per spostare un attimo il tiro, a Pescara hanno scelto l'allenatore dopo le dimissioni di Zauro, arriva Di Biagio o Stellone? Sebastiani si è preso una settimana di riflessione per poter anche cercare di intraprendere un percorso anche per il futuro. Stellone è molto amico di Sebastiani, vive a Pescara, ma avanza la soluzione interna legata a Nicola Legrottaglie che sarà in panchina nella prossima partita. L'abbiamo noi come Corriere dello Sport, mentre è vero. il Trapani e Nember possano dirsi già addio, Luca Nember al momento sta lavorando. Ma al Trapani tutti quelli che avevano preso... Una grandissima carriera quella di Nember a Trapani. Tantissimi giocatori non stanno arrivando a Trapani, c'era un lungo elenco della spesa e poi... Mussasso è stato rispedito al mittente, non era
pronto, ma Luca Nember in questo momento sta lavorando senza contratto. Quindi senza contratto. questo... Ma ragazzi, ma di che stiamo parlando? Allora, la Serie B, no? Il presidente Guarascio ha ragione quando dice che siamo veramente alla farsa. Perché? Allora, giochiamo su campi come quello di Chiavari. Io ci sono andato a Chiavari. Dove gioca la Virtus Entella. Dove gioca la Virtus Entella. Ma lì non può giocare nemmeno una squadra di calcio a 8. Giochi a Castellammare. E siamo andati noi in difficoltà, ma siamo andati in difficoltà perché è veramente un campo dove si può giocare male, e quindi non abbiamo rispettato le regole fondamentali di un campionato nazionale di Serie B. Mettiamoci la situazione Trapani-Juve Stabia, ma sapete che cosa è succsso a Trapani? Ma quando si deciderà secondo te a fine campionato? Ma non succederà nulla, non succederà nulla. Trapani è una delle piaghe del calcio italiano, ma sapete chi è colui che sta gestendo in questo momento il Trapani? Ma sapete chi è? Il sindaco, ci hanno messo ma il quale sindaco? Ma quale sindaco? Ma Heller, sapete che cosa ha fatto quest'estate per acquisire la società del Trapani? Nulla, è stata una bolla. E quando è arrivato Nember è stato nominato nel consiglio d'amministrazione, ma che ci fa uno che ha fallito a Foggia l'anno scorso ed è retrocesso col Chievo Verona pure? Ma al di là del Chievo, che può essere un momento buono della sua carriera, perché ognuno cresce in modo esponenziale, ma va a fare il consigliere d'amministrazione del Trapani Calcio, poi cambia tutto e ritorna nel ruolo di direttore sportivo, e oggi apprendiamo che deve andare via, che deve dimettersi. Ma di che stiamo parlando? Allora, queste sono le cose dove Guarascio deve intervenire, ha ragione. deve andare a gamba tesa. Guarascio ha ragione. È giusto, mister? Guarascio ha ragione. Se ci sono queste disfunzioni è lì che devi andare a parlare, bravo. È lì che ti devi fare sentire, se no prendi i fischi. Perché la colpa è tua, la gente adesso ha memorizzato qualcosa, la colpa a Cosenza, che le cose non vanno bene. Ma perché Giuseppe ieri, prima ancora della targa eccetera, tutti poi anche a fine partita contro Guarascio? Ma perché ricordati che quando tu instilli il veleno va in circolo. E come no? E prima o poi arriva al cuore. Quando è arrivato al cuore sei morto. Il veleno è stato instillato in questo momento a Cosenza ed è andato in circolo. Adesso l'obiettivo sono i tempi di Guarascio, il mancato investimento, queste situazioni borderline che non hanno una spiegazione. La gente nel calcio vuole avere un contatto diretto, vuole sapere, ti deve anche contestare, Presidente, però deve guardarti in faccia e deve dire: ma che cosa sta succedendo? Vuoi fare il Presidente del Cosenza Calcio? Io ritengo di sì, perché uno che mette tanti soldi in una società che investe vuole andare avanti. Sono 8 anni, è il presidente più vincente della storia del Cosenza Calcio, però adesso comincia a non essere più amato, e questo è un problema, è una cosa che Guarascio deve chiedersi. Guarascio deve confrontarsi con la città e deve fare il presidente. Io ieri avrei voluto, non da giornalista ma da tifoso, Guarascio urlare in sala stampa: il comunicato fa parte della plomb di Guarascio, cioè di essere una persona educata, di essere un signore, di essere un uomo che probabilmente non sposa il mondo del calcio. Ecco perché in questo suo comunicato c'è anche tanta amarezza, perché dice delle cose vere ma che non vengono metabolizzate da chi fa il calcio. Il calcio lo si fa anche in modo banditesco, come è successo ieri in campo a Cosenza. Magari fuori. Nel posto. Perché adesso sono arrivate anche un po' di notizie, naturalmente io non ero presente, sto raccogliendo un po' di notizie, eccetera. Allora, Gianluca Gagliardi, hai sentito prima Tullio Calzone? Poi sì, in merito all'arbitro io da sempre sostengo che in questi casi sia da radiare il guardalinee, tecnicamente chiamato giudice di linea, e pertanto in prima persona si deve prendere la responsabilità in questi casi. Ha fatto sbagliare lui, secondo te, l'arbitro? In questi casi, sì, perché mentre l'arbitro potrebbe essere una visione diversa frontalmente, lui non lo è giustificato. Ma questa è una mia opinione, che poi lascia il tempo che trova. Io farei un po' di ordine, partirei dalla trasmissione in cui abbiamo sentito il direttore sportivo, da me... Trinchera parli tu? Sì, Trinchera, parlare di una rosa migliore rispetto all'anno scorso e di una squadra che doveva mirare a migliorare la classifica dell'anno scorso. Quindi chiaramente un'ambizione diversa da quella che oggi è l'attuale classifica. Sì. E io sottoscrivo che questa rosa numericamente
è strategicamente nei ruoli, dove ha comunque un'alternativa, è migliore rispetto all'anno scorso. Lo dico oggi che siamo terzultimi. Sì. Poi è chiaro che se uno dice ma noi avevamo Tutino è stato 3 anni, dopo il secondo anno è subentrato nel finale, ha fatto quello che ha fatto e rimane nei nostri cuori, eccetera, eccetera. Ma non lo era determinante un gruppo coeso, compatto, affamato, voglioso di primeggiare una categoria che era stata trovata per un miracolo sportivo tramite i playoff. Sì. Detto questo, di chi sono le responsabilità dell'attuale classifica? Non penso della sconfitta di ieri, perché come ha detto giustamente Giuseppe, è già passato un girone di andata. Avremmo migliorato di un punto. Ieri io ho visto un po' di giornali, ho visto un po' di pagelle, sembrerebbe il peggiore in campo sia stato Idda. Io dico che non è stato peggiore in campo Idda assolutamente, perché rientra nella media degli altri giocatori, ma che probabilmente è stato messo nelle condizioni di dover far male, perché Idda è quello che impostava l'azione e probabilmente era quello che voleva il Crotone, far impostare l'azione a uno dei tre che ha il piede meno educato. Ben educato, bravo. Di conseguenza il nostro Canutè, che ripeto, grande capacità, grande possibilità di migliorare, ma ancora ha veniva da un infortunio serio alla caviglia, forse non era pronto. No, quando si deve prendere palla ci vuole la giusta postura, Franco. Se tu ti metti di spalle, aveva la giusta postura ieri. Se tu ti metti di spalle, è un invito al pressing all'avversario. Se poi non riesci a giocare di prima, rischi di perdere palla e mettere la squadra in difficoltà. E se trovi l'avversario che ti fa il fallo tattico, ha dovuto forzare più di una volta l'azione, mettendo questa palla lunga e sbagliando. Purtroppo rientra non nei pregi del giocatore. Cosa voglio dire? Sento parlare di terzini, di difensori, ci vuole un centrocampista, signore. Parliamo di Serie B. Parliamo di Serie B, Franco. Parliamo di calcio vero. Cioè non si può pensare che ci risolva la situazione Bro al primo anno di cadetteria o Canutè, che è il primo anno che fa il titolare perché l'anno scorso in una squadra. 12 gare poi a Pescara, dove sta? Cioè Palmieri è esploso dopo quando? Come Tutino, dopo un anno e mezzo. Cioè, l'andata dell'anno scorso Palmieri non è titolare nel Cosenza. Non ce lo dimentichiamo questo, però aveva le qualità. Una squadra organizzata, Palmieri in campo fa bella figura, ma se tu metti Palmieri in una squadra disorganizzata, non fa male anche Palmieri. Fa male anche Palmieri, giusto. Poi voleva aggiungere qualcosa invece sul discorso che ha fatto Giuseppe Milicchio? Giuseppe come sempre ha detto una cosa sacrosanta. Aspetta, ti devo bloccare, devo bloccare perché ci chiamano la pubblicità, finirai poi il concetto e andremo a sapere e a capire quello che è successo nel post gara. Restate con noi, pubblicità, grazie ancora. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora Giuseppe, terza ed ultima parte di replay, dobbiamo salutare Stella perché prima della trasmissione ci ha avvisato dicendo che era sopraggiunto un impegno professionale, la salutiamo, la nostra Stella Battaglia sarà con noi poi lunedì prossimo. Allora, stava terminando mister Gagliardi proprio sul Crotone, 2 battute in generale, sul campionato fatto finora e sulla partita di ieri sera, giusto un minutino. Sì, il Crotone, io l'ho visto in altre circostanze. È una squadra pronta per la Serie A? Poche cose penso che possa fare la sua bella figura in Serie A, ma sempre lottando chiaramente. Io l'ho visto in altre circostanze, io non ho visto il miglior Crotone ieri, sarà stato anche merito del Cosenza, ci mancherebbe, ma secondo me in questo stop qualche giocatore, ma quelli diciamo più dotati fisicamente, a partire da Simi e finire dai difensori centrali, c'è stato magari un ripiglio di preparazione, non lo so, qualcosa che li ha un po' appesantiti, ieri erano abbastanza lenti nei movimenti, il Simi ha perso tutte le palle alte, cosa strana per uno fisico. Benali come l'hai visto? Benali bene all'inizio, poi piano piano chiaramente si vede che ha bisogno un lungo infortunio. Quindi ha bisogno Barberis di è stato giocare. Marcato molto bene da Manciacci, ti aspettavi questa mossa di Braglia?
Molti non l'hanno capita. Era scontata per me, diciamo. Era scontata anche se Maciacci sulle orme di Barberis, lo hanno invitato. Anche se secondo me questo poi ha tolto la giusta lucidità a Maciacci quando ritornava in possesso su e giù. e ha sbagliato spesso e volentieri la giocata. Magari con l'aiuto di Rivière nell'andare a marcare a Barberis poteva essere una scelta diversa, ma questo non è stato determinante, Franco, perché se nel secondo tempo a Barberis ha avuto più spazio, altresì Maciacci è stato più incisivo poi in zona. Anche quel tiro che ha preso Cortes, esatto. Va bene, grazie Giuseppe. Allora, vogliamo introdurre questo discorso prima di passare al calciomercato, ma cosa è successo? Tu eri nella mix zone ieri, no? Ti sei accorto di qualcosa o no? Beh sì, necessariamente sì. Però ritengo che poi alla fine, al di là del gossip, perché qui entriamo un po' nel gossip, possa cambiare poco rispetto a quello che è il giudizio che dobbiamo dare alla partita e al campionato del Cosenza. Però la curiosità, essendo cronista, la curiosità degli sportivi va sicuramente soddisfatta. Che cosa è successo? Abbiamo sentito delle urla abbastanza evidenti che arrivavano dagli stanzoni che precedono l'ingresso poi nella mix zone, e la curiosità del cronista è quella di andare alla ricerca della notizia, e quindi abbiamo capito che c'era in atto una lite abbastanza corposa tra un dirigente del Crotone e qualche addetto del Cosenza Calcio. Quindi adesso spetta a loro dirimere la situazione. Se lo ritengono opportuno possono effettuare delle denunce sull'accaduto e quindi far capire all'opinione pubblica se c'è qualcosa di penalmente rilevante, no? Se c'è stato uno scontro tra di loro, se è semplicemente la presenza di qualcuno che non poteva stare lì nell'atrio o quant'altro. Questa è una questione che devono dirimere loro. Poi andare a fare il chiacchiericcio rimane fino a se stesso. Si sono picchiati, sì, probabilmente è scattato qualche scappellotto, però tocca a loro. Se hanno la volontà lo possono fare, se non hanno la volontà è roba di spogliatoio che rimane lì e si chiude. Benissimo, grazie Giuseppe Mirchi. Allora, parola ad Attilio Malena, vediamo un attimino cosa bolle in pentola per quanto riguarda Cosenza e Crotone e anche sulle altre calabresi di Serie C, dai. Sì, sul mercato, partendo ovviamente dal Cosenza e dalle necessità ormai acclarate di rinforzare la rosa a disposizione di Piero Braia, partendo dalla caccia a un centrocampista con caratteristiche simili a quelle di Omionga, un centrocampista maggiormente di gamba che possa essere incisivo anche sotto porta per cercare anche di alternarlo con Maciac, con ovviamente il dentro-fuori atteso a stretto giro di posta per quel che concerne Thiago Casasola. È un mercato che potrà ancora regalare tante sorprese, perché credo che poi sul finale, come ci ha abituato il Cosenza, sì, esattamente, il mercato si chiuderà ufficialmente il 31 gennaio alle 20 dallo Sheraton. Quindi il Cosenza praticamente dovrà giocare, lo ricordiamo a chi ci segue da casa, 2 trasferte, la prima sabato prossimo a Salerno alle ore 18 e poi la domenica successiva mi pare a Pescara alle ore 21. Poi ci sarà, quindi quando il mercato sarà chiuso, il Cosenza dovrebbe essere al completo, mi auguro, uso il condizionale, in casa contro il Benevento, che sarà un'altra domenica alle ore 21. E lì saranno finiti i mal di pancia. E lì apriamo un altro discorso. Giuseppe, bisogna vedere la classifica che ti dice poi fratello domenica. Allora, siccome quello è il problema serio. Allora, siccome bisogna essere chiari fino in fondo, ieri Braglia ha fatto un'affermazione in sala stampa, perché non bisogna semplicemente registrare quello che il tecnico dice, però bisogna anche pensare a quello che il tecnico dice, qual è il messaggio che ha mandato. Il tecnico ieri ha detto che alcuni giocatori non sono stati schierati perché in questo momento pensano di poter essere nella lista dei partenti. Allora a quel punto io onestamente non li avrei neanche portati in panchina, non li avrei neanche convocati, perché per fare numero mi sarei portato Gagliardi della Primavera del Cosenza e l'avrei messo lì. Invece erano lì pronti alla bisogna, però sono dei messaggi che sono stati lanciati. Adesso abbiamo questi altri 4 o 5 giorni e poi vedremo, perché poi alla fine non ci saranno più scusanti. Il calciomercato sarà finito, chi resta qui dovrà dare il meglio di sé fino ad arrivare al conseguimento della salvezza. Allora, Giuseppe, scusami, mi fai vedere la classifica, perché poi ti voglio fare una domanda. Se Enzo Leonetti ci manda la classifica, perché il Crotone
ha È un aggiunto punto altri secondo. 3 punti importanti alla propria graduatoria. Il Cosenza è rimasto fermo a 20, ecco, la leggiamo subito. Benevento con 47 punti dopo il primo turno del girone di ritorno, Pordenone 35, al terzo posto il Crotone a 34, quindi un solo punto dalla seconda posizione. Virtus Entella e Cittadella a quota 30, Chievo Verona e Salernitana a 29, Salernitana sarà il prossimo avversario del Cosenza, Frosinone 28, Ascoli, Perugia e Giovestabia a 27, Pescara 26, Spezia e Pisa 25, Venezia e Empoli 23, Cremonese 22, Cosenza 20 e poi chiudono classifica generale Trapani e Livorno con 18 punti. Replicando il girone d'andata, la classifica praticamente che ci dice che al di là di qualche piccolo aggiustamento possiamo tornare in i studio, giochi sono praticamente fatti. Sì. Perché praticamente il Benevento è una squadra che punta normalmente alla Serie A. Tra le squadre di testa il Crotone, che ha maggiore esperienza, probabilmente riuscirà ad avere la meglio rispetto al Pordenone, che un calo psicofisico potrebbe anche averlo durante il corso del girone di ritorno. Credo che Tra noi le la partita squadre l'abbiamo inseguitrici non mi pare che ci siano delle eccellenze da poter insediare quello che è il discorso dell'alta classifica. Per quanto riguarda la bassa classifica, io dico che il Cosenza ha 20 punti, deve pensare alla sua classifica, al suo modo di andare avanti. Se riesce a fare 23-24 punti raggiunge la salvezza. Se dovesse replicare il girone d'andata chiaramente sarebbero dolori, ma ritornando un attimo a bomba, che cosa bisogna fare in questo momento? Prima di tutto bisogna fare quadrato, bisogna essere chiari. Scusatemi, ma c'era uno sbaglio nella classifica, Giuseppe, scusami, perché lì forse ho letto male io, il Livorno c'ha 13 punti e poi subito dopo che c'è il Trapani con 18 e poi terz'ultima posizione per il Cosenza a quota 20. Era giusto per... No, stai dicendo la cosa che preoccupa ad occhio quello che preoccupa è che le prime vicino al Cosenza sono Cremonese e Empoli, quindi di 2 squadre insomma attrezzate e rinforzate ulteriormente per altri discorsi, che non significa che lo faranno, perché poi potrebbero essere ancora più in difficoltà rispetto a chi sa che doveva lottare per salvarsi. È la mentalità. Io stavo dicendo una cosa prima e vado a concluderla. La critica deve essere costruttiva in questo momento, quindi capire che cosa si vuole fare, qual è l'atteggiamento che questa squadra dovrà avere nel ritorno, perché le prove devono essere terminate, che il girone d'andata e il mercato servono per questo, per capire cosa sia stato fatto, non è stato fatto, dove si deve riparare e che idea devo dare alla squadra e soprattutto che mentalità. E ripeto, gli ultimi 20 minuti del Cosenza, che non sono stati alla viva il parroco, sono stati fatti con cognizione di causa, fatti bene, con ordine, non creando granché, perché ripeto, il Crotone si era messo nella propria 3/4 a difesa della propria porta, quindi non era neanche facile. Però l'idea di andare ad attaccare in avanti, non pensare all'avversario, ma dare seguito a quello che deve essere un atteggiamento mentale diverso, che il Cosenza ha avuto ogni qualvolta da 3 anni a questa parte si è trovato con l'acqua alla gola, è riuscito sempre poi a risorgere. Non si deve arrivare sempre a questi momenti con l'acqua così che diciamo adesso sto per morire, mi devo salvare. Affogando. No, si deve intervenire facendo le giuste scelte e chi non è contento, come ha detto giustamente Giuseppe, non deve partecipare alle gare. Benissimo. Partecipare perché gli tocca agli allenamenti, ma alle gare no. Mi fai introdurre un nuovo capitolo, perché poi andiamo a vedere il prossimo turno e parleremo ampiamente di Salernitana Cosenza, perché insomma Giuseppe sono state scritte tante pagine di sport, di calcio e di partite. Allora, il Rende ha cambiato allenatore, ieri pomeriggio vi abbiamo detto con Stella Battaglia i nostri ospiti che avevano rassegnato le dimissioni Tricarico e poi Guardia successivamente, e il Rende ha chiuso con Pino Rigoli, che salutiamo, in bocca al lupo, nuovo allenatore del Rende, nativo della provincia di Messina, abita a Catania. Pino Rigoli è un nostro amico perché ha allenato il Cosenza in Serie D, caro Giuseppe te lo ricorderai, qualche anno fa. Arrivata ai playoff. Esattamente, quindi a Pino Rigoli, come dicevo prima, un in bocca al lupo perché è il nuovo allenatore del Rende. Mister, vuoi dire qualcosa su questo cambio di panchina a Rende? No, mi dispiace che il Rende abbia dovuto di nuovo intervenire, ma se il presidente Toscarelli... È il terzo allenatore, mi pare, no?
Lo avrà fatto sicuramente per il bene della squadra e per la società a cui tiene tanto e vuole sicuramente portare la squadra alla salvezza il prima possibile. E Rigolo è un allenatore esperto e navigato oltre che preparato. Sì, perché oltretutto Pino Rigolo ha allenato ultimamente la Leonzio, ha allenato il Catania, ha allenato la Juve Stabia, insomma come dicevi tu giustamente è un allenatore navigato ed esperto. Giuseppe, cosa ricordi di Pino Rigoli? Ricordo un tecnico che si è fatto amare dalla piazza, un tecnico che ha lavorato in grande emergenza, erano gli anni dei dilettanti e non era facile fare calcio, e Rigoli riuscì a fare qualcosa di importanti, quasi un miracolo, perché arrivò a giocare ai playoff. Poi del resto è rimasto sempre legato alla società del Cosenza Calcio, è venuto molte volte a vedere le panchine e le partite del Cosenza, magari in cuor suo sotto sotto ha anche sperato di ritornare sulla panchina della squadra rossoblù. Il salto di categoria, la Serie B, gli hanno tarpato un po' questo sogno, riparte da Rende e ritengo che, essendo uno che sa lavorare anche con i giovani e il rende a giovani interessanti, potrebbe fare qualcosa di importante. Sentiamo Attilio Malena, poi andiamo a vedere il prossimo turno di Serie B. È stata una scelta convinta quella del Rende, con il sollevato dall'incarico Tricarico, guardia le dimissioni per il bene della città e per la gratitudine nei confronti del Rende. È un mercato di Serie C che viene costellato comunque da grandi colpi di Catanzaro, ufficializzato Atanasov, Contessa, Corapi e Di Piazza, e in arrivo anche l'arrivo di che ci dicono Tulli. che forse il microfono di Attilio Malena non va bene. Giuseppe, poi adesso va. Allora, sì, dicevi... per completare il cerchio, una scelta convinta quella del Rende, con il Catanzaro che sta monopolizzando il mercato con gli arrivi ufficiali di Atanasov, Contessa, Corapi, Di Piazza. Atanasov. Esattamente, con Carlini e Tulli addirittura d'arrivo dopo la rescissione con il Trapani, e la Vibonese che sta cercando l'accordo con un ex Catanzaro, Ciccone. Quindi le calabresi anche in Serie C si muovono con le idee molto chiare, con un Catanzaro che spera in una seconda parte da protagonista in un campionato comunque sempre molto complicato. Ha perso anch'esso in casa 2-1, lo ricordiamo, col Monopoli nell'ultimo turno. Gagliardi si è già espresso. Allora vogliamo andare a vedere il prossimo turno della Serie B. Enzo Leonetti, prossimo turno della Serie B. E allora già vi annuncio che la partita tra Salernitana e Cosenza si giocherà sabato prossimo alle ore 18 a Salerno. Avremo poi in calendario Ascoli Frosinone, Cittadella Benevento, Crotone Spezia. Crotone Spezia si giocherà domenica alle ore 15. Empoli Chievo Verona, Perugia Livorno, Pisa Juve Stabia, Pordenone Pescara, Venezia Trapani e Virtus Entella Cremonese. Allora mister, cosa vogliamo dire di questo turno? Ma riguardo a Salernitana Cosenza c'è poco da dire. Da Cosenza, così come da Salerno, si vive come un derby a tutti gli effetti. Altra partita dura, tosta, eh? È chiaro, troveremo sicuramente il solito clima infuocato, anche di più perché l'anno scorso gli abbiamo lasciato un ricordo amaro di 5 gol, pertanto sono cose che nel calcio, per chi c'era l'anno scorso, si ricordano, ma non deve sicuramente influenzare. Cioè, queste sono quelle partite che l'allenatore negli spogliatoi deve dire effettivamente, guardare negli occhi ogni giocatore, chi se la sente parte, chi non se lo sente non deve salire nel pullman, senza né se né ma, perché altrimenti lo lasciamo a Salerno poi al ritorno. Questo deve essere la molla che deve scattare in ogni atleta, in ogni addetto che salirà nel pullman, quindi che sia il magazziniere a finire al dottore, a tutti. Mister, guarda caso Ventura ha cambiato sistema di gioco, ha vinto in trasferta la prima gara del ritorno di campionato, passando dal 3-5-2 al 4-4-2. Come mai secondo te questa scelta di Ventura? È un vecchio amore di Ventura. Sì. Ventura è il suo 4-2-4. Me lo ricordo che lo ha incolcato a Conte, Bari e Torino di antica memoria. Eccetera, sì. Però la Salernitana ha un ruolino, guarda, non so darti la certezza, ma fuori casa forse ha fatto meglio che in casa, o che comunque spesso e volentieri ha fatto queste... In casa ha avuto difficoltà, hai ragione. Questi risultati. È una squadra che fa delle ripartenze della gamba sugli esterni, sempre al loro punto di forza, e che annovera secondo me quello che ad oggi è il miglior giocatore della Serie B per quello che ha espresso sul campo, vale a dire Lombardi. Io ritengo che Lombardi, insieme al portierino del Perugia, a qualche altro giocatore del Chievo, in particolare Segre e Vignato, siano i giocatori più interessanti che abbia espresso il campionato di Serie B quest'anno.
Ventura è un tecnico navigato, sicuramente sarà una partita sulla falsariga di quella dell'andata, dove ci saranno due squadre ad attendersi, nessuna delle due disposta a scoprirsi, proprio per non consentire all'altra di attaccare quella profondità, avendo anche la Salernitana difensori abbastanza lenti e quindi... Ha vinto fuori casa in trasferta all'ultimo turno, dicevo, a Pescara per 2-1 la Salernitana. Io l'ho vista male la Salernitana, Zauri che ha rassegnato la dimissione, adesso si parla di Pescara, quindi. Sì, ha vinto a Pescara 2-1. Pescara si pensava potesse fare un campionato diverso, quindi ritrovarsi adesso lì in quella situazione, anche perché non ha una squadra... È una situazione un po' ibrida, eh? Ha una squadra, diciamo, costruita... E il Cosenza ci dovrà andare fra 2 settimane. Esatto, quindi... Sentiamo Giuseppe su Salernitana, perché rievoca tantissimi ricordi. Al di là dei ricordi, insomma, che ci fanno capire che ormai il Cosenza è passato in vantaggio in modo molto soft, rimane storico. Ma al di là di questo, adesso sai che cosa succede in questo momento a Salerno? C'è una contestazione al rovescio, cioè l'anno scorso il pubblico contestava Lotito non andando allo stadio, quest'anno contestano Lotito facendo sold out in curva, cioè, queste sono le stranezze del calcio. È chiaro che non vedono un gran calcio anche nelle partite casalinghe. Io seguo quello che è un po' il discorso social del dopo gara, ed è un divertimento quando ascolto i tifosi della Salernitana che contestano il gioco, la qualità delle partite che la Salernitana va in casa. Ma al di là di quelle che sono le reminiscenze storiche, adesso il discorso è molto chiaro. Ritorniamo a noi, ritorniamo al Cosenza. Nelle prossime 2 partite il Cosenza deve tirare fuori punti importanti, che vengano dalla partita di Salerno o dalla partita successiva di Pescara, poco importa. L'importante è che in questa settimana ci siano dei discorsi molto chiari. Allora, primis, bisogna fare il calcio o no? Dobbiamo fare il calciomercato. Lo vogliamo fare il calciomercato? Sì o no? Lo facciamo anche dovendo subire il fatto che dobbiamo tenerci magari sul groppone dei giocatori che non riusciamo a cedere? Perché il problema qual è in questo momento? Tu dai via Litteri e porti dentro Asensio, perché fai un discorso anche di cassa. Quindi devi dar via un giocatore o anche 2 per prenderne un altro. Oppure siamo disposti a fare ugualmente il calciomercato, poi il rischio è questo, di arrivare negli ultimi giorni e di tenerti magari qualcuno da mettere fuori rosa o magari da svincolare, perché il rischio c'è, perché non è facile dare via in questo momento Pierini, Greco e altri giocatori schiavi di cui non conosciamo ancora quelle che sono le sue qualità. Il passato ci dice che è un grande calciatore di Serie B, capitano della Salernitana, però non l'abbiamo mai visto. Insomma, questa situazione, che cosa vogliamo fare? Aggrediamo il mercato o aspettiamo? L'importante è essere chiari, perché se dobbiamo aspettare, diciamo ragazzi, mettiamoci l'elmetto, come diceva Gianni Di Marzio, andiamo a fare la nostra guerra a Salerno, chi se la sente ci viene. E poi l'altra cosa molto semplice, il Presidente deve farsi amare dalla sua tifoseria. Se non riesce a farsi amare dalla sua tifoseria, è arrivato il momento di staccare la spina e di dire: non sono probabilmente il Presidente che in questo momento può andare avanti e gestisco l'ordinario, dicete. L'ordinario, è normale. Una retrocessione. No, te lo dico io, mi assumo la responsabilità, una retrocessione. Malena, scusami che cambiamo discorso, che Giuseppe poi è entrato in argomenti. Sì, un'avversaria del Cosenza nella lotta alla salvezza si sta attrezzando, perché in questi minuti è in corso un incontro tra il Livorno per riportare Avenatti in Italia. Il Livorno che avrebbe scelto un attaccante importante di ritorno in Italia, Avenatti reduce comunque da una stagione molto importante fuori dall'Italia, con il Livorno che cercherà di riportarlo in queste ore a stretto giro di posto. Senti Attilio, domani si giocherà quel turno, l'infrasettimanale di Serie C, quel turno che era stato sospeso per cercare di attirare l'attenzione di Lega e di Governo sulle maggiori sinergie economiche in Serie C, appunto. Il Rende giocherà contro il Bisceglie, arriva in questo momento il comunicato di Francesco Pirillo, ha detto stampa del Rende Calcio, che salutiamo. Andiamo a leggere subito i convocati per questa partita: portieri Savelloni, Borsellini e Palermo, difensori Ampollini, Origlio, Blazé, Nossa, Germinio e Vito Francesco, centrocampisti Cipolla, Collocolo, Murati, Godano, Ndaye e Fornito. Per quanto riguarda il reparto d'attacco sono stati convocati Giannotti, Morselli, Rossini, Libertazzi e Vivacqua.
Sì, è una giornata che può offrire diversi spunti, in particolare dalla sfida da non sbagliare per il Rende contro il Bisceglie, un autentico spareggio salvezza realmente dove il Rende è costretto anche a fare di necessità virtù. Dal mercato arriverà anche un attaccante, però con calma, quindi l'impatto di Pino Rigoli sulla testa dei calciatori deve essere subito importante. Ma Pino Rigoli importante, sicuramente qualche nome lo farà. senza dubbio, però da Bisceglie passa molto del futuro del Rende. Sfida interessante anche per due espressioni di calcio molto convincenti, quella tra Vibonese e Monopoli, e poi una Reggina che cercherà di allungare con un impegno importante contro la Virtus Francavilla, avversaria da non sottovalutare. È una bella partita, Giuseppe, Reggina Virtus Francavilla, eh? Assolutamente sì. Trocini contro Toscano, il primo e il vice, perché il primo era Brunello Trocini a Rende e poi il suo vice era Toscano, mi pare, o no, mister? No, e giocava ancora Brunello quando c'era... giocava, sì, insomma sì, erano lì tutte e due, adesso non ricordo. Però è andato dopo Brunello a fare la Juniors quando Toscano era già andato via, sì, comunque lo ricordo tutte e due là. Comunque è una bella partita, è una bella rimpatriata. Sarà una sfida di 3-5-2, no? Sì, sì, Reggina Virtus Francavilla. C'è questo Perez del Cosenza che segna sempre, ha segnato anche nell'ultimo turno col Francavilla. Ha trovato Buckley invece è infortunato, gli facevano in bocca al lupo perché abbiamo saputo che è stato operato alla caviglia. Alcuni colleghi l'hanno visto con le stampelle, quindi un in bocca al lupo per il suo futuro calcistico. E allora cosa vogliamo dire, mister Gagliardi, di questa partita tra Reggina e Virtus Francavilla? Guarda, innanzitutto sono entrambi amici a cui nutro affetto e oltre che stima calcistica. Ritengo che la Reggina ha una partita ostica perché Brunello prepara bene queste sfide, sa come affrontare, gli piacciono e ha giocatori che possono anche dar fastidio poi quando si tratta di offendere. Pertanto, d'altronde Mimmo è abbastanza navigato e ritengo che sia l'allenatore numero 1 attualmente nei campionati di Serie C, un lusso, e stia facendo la differenza in quel di Reggio. Ti volevo chiedere, a proposito, parlando di Mimmo Toscano, deve stare con le antenne dritte per quanto riguarda Bari e Ternana? Ma non c'è bisogno che lo sottolineiamo perché sa benissimo che 9 punti? il Bari tanti o possono essere pochi? Sono tanti sicuramente, ma si devono evitare risultati come quelli di Cava o quelli che erano al 90° a Bisceglie, perché fare un punto oggi significa comunque continuare sulla positività. E allora siamo giunti al termine anche per questo speciale di Replay. Martedì 21 gennaio 2020 abbiamo sciorinato tanti argomenti, a partire dal gol non concesso di Sciaudoni al Cosenza, abbiamo parlato del derby, del post derby, abbiamo sentito Tullio Calzone del Corriere dello Sport, anche la sua attenzione sul campionato di Serie B, in particolare su questo Cosenza-Crotone, e infine abbiamo parlato anche della Serie C, della tifoseria del Cosenza. Io ringrazio mister Gianluca Gagliardi. Grazie a te e buonasera a tutti. Grazie a Giuseppe Milicchio per i consigli che hai distribuito alla tifoseria, alla dirigenza del Cosenza. A proposito di tifoseria, in particolare. A proposito di tifoseria, devo dire che 100.000 euro di incasso ieri, 97, con 9.000, quasi 10.000 spettatori. È un grande seguito nella trasferta di Salerno. Grande seguito per la trasferta di Salerno, lo ricordo, il Cosenza giocherà sabato prossimo con inizio alle ore 18 contro la formazione allenata all'ex CT della Nazionale Ventura. Grazie ad Attilio Balena. Grazie a voi, alla prossima. Grazie da parte di Franco Segreto è tutto e noi ci rivedremo insieme a Stella Battaglia lunedì prossimo sempre alle ore 15, sempre su Teleeuropa Network. Arrivederci, restate con noi.